Gentili telespettatori, bentornati a un altro dei grandi appuntamenti con l'equitazione su Rai Sport Satellite. Le immagini che avete appena visto si riferiscono a Francoforte, dove si è svolto il Gran Premio Internazionale Mitsubishi Cup Salto a ostacoli indoor. Evento di cui vi stiamo per offrire un'ampia sintesi, decima e ultima tappa del 2003 di un circuito che ha visto Cavalieri e Amazon in giro per l'Europa. Per il vincitore oggi in palio un fuoristrada Mitsubishi Pajero, valore commerciale 39.000 euro. Gli altri piazzati dal secondo al tredicesimo si spartiranno una torta, un montepremi di altri 30.000 euro. 45 al via nella prima parte, ma solo per 9 di loro ci sarà la possibilità di confrontarsi nel barrage finale e quindi di lottare per la vittoria. Ma eccoci con la nostra sintesi sul campo ostacoli con la numero 3, l'amazzone svizzera Cristina Lichtenberg su LB Camby. Prima di lei hanno già disputato la loro prova i due tedeschi Hans Torben Ruder su Riccardo Montanus e Thomas Mühlbauer su Asti Spumante 7, ma con risultati mediocri e tempi alti. Allora seguiamo la prova della Lichtenberg, la vediamo buona in questa prima parte. Naturalmente per ogni cavaliere, per ogni amazzone c'è anche una scelta da fare, se privilegiare il tempo oppure privilegiare la precisione. Sembra che in questo momento l'amazzone elvetica stia facendo sia l'una che l'altra cosa. Buono il tempo in questa prima parte, per ora non ci sono penalità. Buono anche questo doppio triplo passaggio, bene qui, bene gli applausi del pubblico. Buona anche in questa parte, siamo quasi alla fine del percorso, la vediamo sempre attenta anche in questa parte. Soltanto l'ultimo ostacolo, vediamo, potrebbe esserci un percorso netto. Eccola qua, gli applausi del pubblico. La Lichtenberg sorridente, ovviamente buona la sua prova, buono il tempo, 67 e 67, primo posto provvisorio, un percorso, un campo ostacoli. Nel frattempo rivediamo il replay dell'ultimo ostacolo superato dall'Amazzone elvetica. Dicevamo di un percorso che prevede l'altezza massima dell'ostacolo di 1,55 m e la velocità per non andare fuori tempo massimo di 350 metri per minuto. Ma ora è inquadrata la numero 6 già sul campo ostacoli, la svedese Helena Lundbeck su Mintia. Anche lei un'occhiata alla fotocellula e poi la partenza. Minta ha un elemento di 15 anni, quindi un elemento esperto, e in questo tipo di competizione ovviamente conta molto anche l'esperienza del cavallo. Sono buoni per ora i primi passaggi, quando si avvia verso metà percorso la svedese. 30 secondi a questo passaggio, attenzione, si sbilancia, ma per ora prosegue bene la verticale, bene anche in questo caso. Una prova precisa anche per lei, come nel caso dell'elvetica che abbiamo seguito poc'anzi. Qui è la difficoltà forse più importante di questo percorso, e c'è stata la penalità, ha toccato il cavallo con il posteriore, non ha fatto in tempo a riprenderlo. La Lundbeck, che adesso termina la sua prova e il tempo è buono, 65 e 97, ma quella penalità di sicuro pesa e molto probabilmente siamo al limite perché il tempo è buono. Bisognerà, ecco qui rivediamo nel replay il momento in cui c'è stata la penalità. Siamo su tempi buoni, al limite della nona piazza, che poi permetterà l'accesso al barrage finale, nel quale i concorrenti si giocheranno la vittoria finale di questo Gran Premio. In sella con la numero 8, l'amazzone norvegese Ingrid Lerdal, Giannina 5. Un elemento di 11 anni e si comincia ovviamente prima verticale bene, e qui invece c'è subito la penalità
una penalità che potrebbe costare condizionamenti anche e soprattutto dal punto di vista psicologico. Cominciare anche qui ostacolo sfiorato, un po' si sbilancia, non ha cominciato certamente bene l'Erdal. Una penalità dopo pochi metri può influenzare anche dal punto di vista psicologico, e qui l'abbiamo vista ancora una volta colpire l'ostacolo. Una prestazione non eccellente anche qui è da dimenticare questa prova della Lerdal ben prima di finire il percorso. Penalità già a 16, ancora tocca per ben 2 volte, non ci siamo, termina con 66,58 la norvegese, ma ci sono ben 24 punti di penalità. Quasi superfluo dire che non ce la farà a rientrare nel lotto delle migliori. Giannina Five è un cavallo che tutto sommato dispone di una buona esperienza, 11 anni, ma a questi livelli la differenza la fa anche l'Amazzone o il Cavaliere che sia. Eva Bitter inquadrata, tedesca, come si usa dire, gioca in casa, ripassa mentalmente il percorso prima di cominciare la sua prova, un'occhiata ai vari passaggi, agli ostacoli, percorso che naturalmente si snoda tra verticali, oxer e passaggi di sentiero, e si comincia anche con l'Amazzone tedesca. Vediamo che cosa riuscirà a fare. Primi passaggi abbastanza veloci. È partita bene, molto aggressiva sull'ostacolo, evidentemente anche la voglia di ottenere un risultato importante. Bene anche in questo passaggio, ormai metà percorso superata, pubblico che segue la prestazione, e qui c'è stata l'indecisione, l'abbiamo visto bene da parte di Argelit, staccato. Elemento di 10 anni, non ce l'ha fatta la Bitter a richiamarlo, un'indecisione del cavallo. Adesso finisce la sua prova 65-78, il tempo è buono, peccato per la penalità. Seconda piazza provvisoria, ma ci sono ancora molti concorrenti che devono disputare la loro prova. Qui abbiamo visto il primo passaggio e qui proprio tocca in maniera evidente, si vede bene, con la Bitter leggermente sbilanciata, e ogni indecisione può costare caro, come è stato in questo caso. Lo dicevamo, però peccato perché era stata buona dal punto di vista del tempo la prova dell'Amazzone tedesca, che poi ha compiuto la penalità nella fase cruciale del percorso. Con la nostra sintesi alla numero 13, Kim Kirsten, Danimarca, su Lancelot. Lancelot, un elemento piuttosto giovane, e qui qualche difficoltà addirittura per superare gli ostacoli più semplici. Con i tempi siamo su livelli abbastanza buoni, ma poi in questo triplo passaggio tocca per ben 2 volte con il posteriore. Già vedete lo score delle penalità, 8. Qui tocca nettamente, non alza a dovere il posteriore di Lancelot, poi l'applauso, 67,93 il tempo, penalità 12. Eccolo qui, Kim
Christensen, non a piazza provvisoria ma molto probabilmente destinata a scendere. Vediamo il passaggio, vedete l'indecisione di Lancelot, prova ad accompagnarlo con i gomiti Kim Christensen, ma non ce la fa a recuperarla. L'indecisione del cavallo è stata troppo palese, troppo importante e si conclude con 12 di penalità, che poi in termini pratici si traducono in una nona piazza che molto probabilmente però sarà destinata a diminuire in importanza. Ben Schroeder, Olanda, sul campo ostacoli insieme con il suo Indian Joy, 10 anni. Fotocellula e ci siamo. Si parte, prima verticale buona. Una Mitsubishi Cup di estremo prestigio, di estremo valore. Abbiamo detto del primo premio che sarà destinato al vincitore, lo vediamo inquadrato sullo sfondo proprio in questo momento, una Mitsubishi Pajero del valore commerciale di 39.000 euro. Nel frattempo buoni questi passaggi per Ben Schroeder, anche qui è buono, controlla la parte cruciale del percorso, poi parte, ma anche lui nello stesso passaggio in cui molti hanno commesso degli errori tocca con il posteriore. 4 le penalità anche per lui. Adesso prova a recuperare in termini di tempo, vediamo che però siamo al limite. 67, 68 e 93, 4 penalità. Non è molto soddisfatto, sesta piazza provvisoria, ma Ben Schroeder è consapevole che forse per il barrage si poteva fare e bisognava fare qualcosa di più. Già al limite nel primo passaggio e poi eccolo lì nettamente il posteriore di Indian Joy che va a sbattere contro l'ostacolo. Nel frattempo abbiamo già visto pronto, lo vediamo pronto, Aleš Opatrný, Repubblica Ceca. Anche per lui occorre ripassare mentalmente il percorso, uno schiata, lo vedete, eccolo qua, alle porte più importanti e poi si parte. Stavamo dicendo comunque anche del montepremio, un montepremio importante dalla seconda piazza in poi, premi da 9.000 euro per il secondo classificato, 6.000 per il terzo, scusate, 4.000 per il quarto e poi a scendere tutti gli altri. Ma naturalmente oltre a questa parte anche il prestigio di vincere un gran premio davvero importante. 32 secondi, eccolo qua, neanche il tempo di passare la verticale e subito l'occhiata a quello che si è rivelato il passaggio cruciale per molti dei cavalieri. Tocca con l'anteriore, ci è sembrato, Griffilio, cavallo di 9 anni. Eccolo qua il passaggio difficile e invece proprio sul penultimo ostacolo va a sbattere con il posteriore, peccato. 65 e 33, 4 penalità. Il tempo è buono, secondo posto infatti provvisorio per il ceco Aleš Opatrný, ed è un peccato per lui perché era riuscito ad affrontare in maniera migliore il triplice passaggio che è costato caro a molti concorrenti fino a questo momento. Poi sul penultimo ostacolo non ce l'ha fatta a richiamare a dovere il suo Griffiglio e quindi anche per lui
Siamo al limite del barrage. Adesso Gran Bretagna, Robert Bevis, anche lui pronto a controllare il campo ostacoli e poi a partire. Anche lui punta su un cavallo giovane, mid-time, 8 anni, e questo comunque sarà uno dei temi interessanti. Alla fine vedremo a chi andrà la vittoria. Qui addirittura tocca con l'anteriore. Vedremo se la vittoria andrà a chi ha scelto un elemento esperto oppure se andrà a chi si è affidato ad un elemento molto più giovane. Già 4 penalità, 31 secondi. Adesso anche psicologicamente non è facile assolutamente per Robert Bevis, che comunque sta cercando di richiamare il suo mid time. L'abbiamo visto bene nel passaggio forse più importante del percorso. Anche qui ha rallentato, poi ha affrontato con decisione l'ostacolo. Come qui chiude con un tempo abbastanza alto, 70 e 79, 4 penalità. Nona piazza provvisoria, anche in questo caso molto probabilmente destinata a peggiorare. Un errore strano, è andato a toccare con l'anteriore in un ostacolo relativamente facile e poi a percorrere perfettamente le parti del campo ostacoli che invece prevedevano difficoltà maggiori. Capita anche questo. Mentre vediamo la concentrazione di Daniel Mech, Nuova Zelanda, in sella diagonal. Anche in questo caso cavallo giovane, 9 anni. Si comincia, fotocellula superata, primi secondi del percorso. Piuttosto prudente sembra in questi primi passaggi Mech, prudenza che non basta perché già va a toccare, a sbattere sull'ostacolo. Pubblico che rumoreggia. Qui passaggio che sulla carta era relativamente semplice, ma seconda, terza, quarta penalità. Terza penalità, scusate. Ultima delle quali in una verticale che non prevedeva grossissime difficoltà. Poi anche lui riesce a superare bene la triplice. Anche qui bene. E poi va a concludere la sua prestazione. Gli applausi del pubblico, 67 e 75 il tempo, 12 penalità. Non è soddisfatto assolutamente, lo vedete dall'espressione Daniel Mech. Anche per lui una buona seconda parte di tracciato, male nella prima dove ha compiuto errori, forse dovuti anche a una concentrazione non rivolta all'immediato, ma bensì già ai passaggi più difficili, che poi in effetti sono stati percorsi correttamente, ma a quel punto oramai le penalità accumulate erano già troppe. Lo svizzero Fabio Crotta, cognome che richiama chiare origini italiane, con la sua Madame Pompadour. Vediamo se riuscirà a entrare nel lotto dei migliori oppure no. Madame Pompadour M, 9 anni. E già qui si comincia con qualche rischio. Tempo abbastanza buono per ora. Siamo sulla linea dei migliori, tutto dipenderà dalle penalità e qui comunque rischia. Passa vicino, qui richiama bene, ma bisogna stare attenti perché adesso arriva la parte più difficile. Vediamo come l'affronterà Crotta. Male subito, comincia male
e forse possiamo dire finisce peggio. Poi non ha problemi in questo tratto, mentre invece nella gabbia va a sbattere ancora una volta con il posteriore del cavallo. Peccato per Crotta, 69 secondi il suo tempo, ma siamo troppo alti, decisamente alti con le penalità, 12. Siamo già in 22esima posizione nella nostra sintesi, con la quale siamo andati a vedere la prova di Crotta. Prima di lui complessivamente avevano già disputato la loro prova 28 dei 45 partenti, e per lui molto su cui riflettere. Adesso Sebastian Numminen in sella Sails Away, cavaliere finlandese, anche lui si affida a un elemento esperto, 14 anni. E rispetto agli ultimi concorrenti che abbiamo seguito, una scelta in controtendenza, quella di affidarsi a un elemento abbastanza giovane, abbastanza esperto, scusate, abbiamo visto tutti affidarsi ad elementi giovani. Con Sebastian Numminen invece ritorniamo su un cavallo esperto. Buoni questi passaggi, adesso però si entra nella parte decisiva del campo ostacoli. Vediamo come l'affronterà il finlandese, e anche lui con l'anteriore nel primo ostacolo, poi con entrambi, sia l'anteriore che il posteriore, nella parte centrale, accumula 8 sullo score delle penalità. Poi bene in questa fase, tempo non eccezionale, 69,51, che sommato all'8 sul tabellino delle penalità non lo fanno certo inserire nell'otto dei migliori di questo appuntamento. La brasiliana Luciana Diniz Knipling, Metris Locarno, 8 anni, la brasiliana 33enne si affida al giovane Metris Locarno, 8 anni. Vediamo come partirà, è una delle amazzoni più importanti dell'otto. Qui si parte bene il primo ostacolo, è buono questo passaggio, vedete, già attenta nel controllare, nell'indirizzare il suo Metris sull'ostacolo. Bene anche qui, anche abbastanza composta. Abbiamo visto in precedenza molti concorrenti invece andare scomposti sull'ostacolo, lei la vedete sempre attenta, sempre pronta. Ancora bene anche in questa parte, 35-36 secondi, attenzione perché qui si gioca l'accesso al barrage. Buono, buono anche qui, bene, bene la brasiliana, molto bene, molto bene. Attenzione perché potrebbe essere percorso netto, potrebbe essere netto. Ultimo ostacolo ed è così, 65,87, buono il tempo, nessuna penalità per la brasiliana Luciana Diniz Knipling su Metris Locarno, che si piazza addirittura al primo posto provvisorio. L'avevamo detto, l'abbiamo vista sempre composta sull'ostacolo, attenta. Il cavallo ha risposto bene, qui la vediamo nel passaggio più difficile del percorso, la vedete come richiama bene il suo cavallo, che risponde senza problemi.
qui la concentrazione di Marcus Henning su Sandro Boi. Marcus Henning, 30 anni, anche lui gioca in casa, tedesco, è reduce da una buonissima stagione. Infatti avete sentito anche l'applauso del pubblico quando lo speaker l'ha chiamato sul campo ostacoli. E adesso davanti alla fotocellula e poi via sulla prima verticale. Un po' più scomposto rispetto alla brasiliana Luciana Diniz Knipling. Marcus Henning però sull'ostacolo abbastanza aggressivo, adesso controlla che tutto sia a posto nella parte centrale del percorso. Nel frattempo la regia gioca anche con le inquadrature sul pubblico che è assistere a questo Gran Premio Mitsubishi Cup. Qui la fase cruciale del percorso e la supera bene Marcus Henning, buono anche qui. Ci sarà da vedere a questo punto il tempo. Buono anche questo passaggio, oramai manca soltanto un ostacolo per il cavaliere tedesco, percorso netto per lui, soddisfatto, 68,45. 68,45 il tempo e percorso netto, giusta soddisfazione per Marcus Henning, primo posto provvisorio. Era il 40° concorrente, 13° per quello che riguarda la nostra sintesi, e adesso con le immagini, mentre rivediamo ancora il replay del primo posto provvisorio per Marcus Henning, con la nostra sintesi siamo al 42°, l'irlandese Conor Swail che si affida a un elemento esperto, Wingate's King Cole. Vedremo che cosa riuscirà a fare. Nel frattempo anche lui lo vediamo abbastanza deciso, 10 secondi di gara trascorsi, però già qui si prende qualche rischio di troppo. Wingates che con l'anteriore va già a sfiorare l'ostacolo, un ostacolo abbastanza semplice, era una verticale, quindi ancora maggiore attenzione da prestare sui passaggi di sentiero e sulla triplice centrale, che finora si è dimostrata la vera difficoltà di questo percorso. Qui tocca con l'anteriore e poi con il posteriore, addirittura per ben 2 volte, però riesce a superare bene la triplice e poi ancora bene. Vediamo Conor Swail che poi va a sciupare quanto di buono aveva fatto fino a poco fa, con un passaggio disastroso al penultimo ostacolo. Vedete la sua smorfia di disappunto, abbassa la testa, il cavaliere irlandese non è soddisfatto. 68,19, 22esima piazza provvisoria, 8 sul tabellino delle penalità. Eccolo qui, l'avete visto proprio con Wingate's King Cole che ha abbattuto letteralmente con entrambe le zampe anteriori l'ostacolo, ed è un peccato, lo ripetiamo, per Conor Swail, che aveva superato brillantemente uno dei passaggi più difficili quest'oggi. Con le immagini però accompagnato dal calore del pubblico, come avete avuto modo di sentire, Christian Heimann, anche lui gioca in casa, con Tessa 38, 9 anni, giovane. Per ora se la cava bene tra le prime verticali e i primi passaggi di sentiero.
tempo è buono, l'aggressività anche, dobbiamo vedere semplicemente la precisione che a questo punto potrebbe diventare determinante. Siamo al limite dei tempi necessari per centrare il barrage e proprio alla fine della triplice va ad impattare sull'ostacolo. Rumoreggia il pubblico, ovviamente dispiaciuto per uno dei paladini di casa che davvero per un soffio non è riuscito nel percorso netto. 66 e 67, 14° posto provvisorio, 4 sul taccuino delle penalità. Ed ora l'ultima atleta a scendere sul campo ostacoli, ultima anche per la nostra sintesi, la tedesca Meredith Michels-Beerbaum, in sella checkmate 4. Anche qui un elemento abbastanza giovane, 8 anni. Vedremo se la scelta sarà premiata oppure no. Occorre anche in questo caso ripassare mentalmente il percorso, un'occhiata agli ostacoli e poi via davanti alla fotocellula, prima verticale. Bene anche in questa fase tra Oxer e passaggi di sentiero. Va via abbastanza fluida, se ne accorge il pubblico. Si scompone leggermente, adesso per un attimo c'è stata l'indecisione di checkmate 4, ma tutto sommato siamo arrivati alla fase cruciale abbastanza bene. E passa bene questa triplice che ha mietuto molte vittime. Adesso l'ultima parte del percorso l'avete visto, però il posteriore di checkmate 4 non si è alzato. Penalità, penalità, il pubblico ovviamente rumoreggia, ma a questo punto c'è ben poco da fare. Vediamo con il tempo come arriveremo. 66 netti, 4 sullo score delle penalità. Relativamente soddisfatta Meredith Michels-Beerbaum su checkmate 4. Sorride a denti stretti, accarezza il suo cavallo, ma decisamente si poteva fare di più, poteva andare meglio. Era questa l'ultima Amazzone della prima parte della nostra sintesi. Comunque con il suo 13° posto non c'è stato niente da fare e si è accomodata al limite del barrage. E quindi conclusa la prima parte del momento dei qualificati. Eccoli, li vediamo con l'aiuto della grafica che poi ovviamente prosegue anche sugli altri dalla 10ª, 11ª, 12ª posizione. Comunque per il barrage ve lo ripetiamo: Christina Lichber, Alois Pollmann Schweckhorst, Karsten Averkamp, Soren von Ron, René Tabal, Luciana Dinitz-Knipling, Holger Hetzel, Markus Henning e Markus Beerbaum. 7 tedeschi, una brasiliana e una svizzera per il barrage degli internazionali. Mitsubishi Cup, percorso ridotto. Prima a partire proprio la svizzera Christina Lichber. Vediamo se privilegerà la velocità o la precisione. Reduce da un 2003 buono con molti piazzamenti, adesso concentrata in sella al suo LB Kane B. E lì per poco non commette penalità. Sembra abbastanza lenta, infatti 49-44, fuori tempo massimo, accumula 2 sul tabellino delle penalità, però ci sono ancora gli altri 8 concorrenti che devono disputare la loro prova. La vedete con il braccio sinistro come cerca di richiamare LB Kane B. Abbiamo detto ci sarà da vedere anche gli altri concorrenti che cosa riusciranno a fare, perché è sì vero che siamo andati un po' troppo alti
quindi accumulando penalità, ma percorso netto in un barrage così importante non è cosa di poco conto. È ora la volta di Alois Pollmann Schweckhorst, Germania, in sella a Candy 195, cavallo di 11 anni. L'avete visto ripassare mentalmente il percorso che, come vi abbiamo già anticipato, è ovviamente più breve rispetto alla prima parte del Gran Premio. Abbastanza aggressivo Alois Pollmann Schweckhorst. Vediamo, in questa parte va via abbastanza bene, poi cerca di spingere più possibile qualche rischio, ma per ora è andato via bene anche qui. Siamo nella parte conclusiva, qualche difficoltà, poi cerca di rilanciare il cavallo sull'ultimo ostacolo, ma oramai l'avete visto, ostacolo abbattuto, 37-35, 4 le penalità per lui, non molto soddisfatto, seconda piazza provvisoria. Eccolo qui, il tedesco Alois Pollmann Schweckhorst. Rincuora il cavallo, ma soprattutto cerca anche di consolare se stesso, perché veramente ha disputato una buona prova. Adesso Karsten Averkamp, Pic Opur. Dicevamo di Schweckhorst, ha disputato una buona prova, macchiata, peccato per lui, da quella penalità. Karsten Averkamp, anche lui tedesco. Pic Opur è un cavallo mediamente giovane per il salto a ostacoli, 10 anni, e qui non riesce ad alzare l'anteriore, commette penalità. Poi va bene sulla verticale, 30 secondi, difficile che entri nell'otto oramai dei primi tre, 38 e 67. Infatti lo vedete, smorfia sul suo volto, terzo provvisorio, ma ci sono ancora 6 concorrenti che devono affrontare questo barrage. Lo vedete in questo doppio passaggio, bene sull'ostacolo più difficile, poi non ce l'ha fatta a far alzare l'anteriore al suo Pic Opur. E ora Soren Vorron, Germania, su Cantaro 11, cavaliere classe 1962 nel 2003, una vittoria a Calgary e poi tanti piazzamenti, un'annata comunque da incorniciare e quindi un barrage da seguire con attenzione, perché potrebbe essere uno dei favoriti per la vittoria finale. Non è partito molto deciso, qui spinge il cavallo, il passaggio è buono, veloce, fluido, 20 secondi, più o meno a metà. Qui l'abbiamo visto, l'indecisione che costa 4 sul taccuino delle penalità. Pubblico che rumoreggia, ma purtroppo Soren Vorron ha compromesso la sua prova, 39-19 il tempo, 4 le penalità, quarta piazza per lui. Quindi nonostante tutto, a questo punto, e qui nel frattempo rivediamo il replay, dicevamo nonostante tutto da valutare e rivalutare positivamente la prova, come tra l'altro vi avevamo anticipato, della elvetica, la svizzera Christina Lichber su LB Canby, che pur andando fuori tempo massimo ha privilegiato decisamente la precisione, che per ora la mantiene assolutamente nella prima piazza della classifica provvisoria di questo Gran Premio di salto a ostacoli indoor Mitsubishi Cup di Francoforte. René Tebbel, anche lui tedesco, gioca in casa, 34 anni e tanta voglia di rifarsi con Farina 581, cavallo di 9 anni.
Un'annata senza acuti per René Tebbel, quella che si sta per concludere, ma vediamo adesso com'è su questo passaggio e anche per lui l'errore. Vedete, doppia penalità, 8 e 27 secondi. Forse uno dei peggiori in questo passaggio al barrage, René Tebbel. Ultima difficoltà per lui. L'applauso del pubblico, 39,77 ma 8 per quello che riguarda le penalità. Quinta piazza provvisoria, che però molto probabilmente è destinata a peggiorare. Per ora ultimo tra i Cavalieri o Amazzoni, che sono scesi sul campo ostacoli in questo barrage a Francoforte, salto ostacoli indoor. Attenzione, Luciana Diniz Knipling su Metris Locarno. Entriamo nella fase calda. Ci sono ancora 4 concorrenti che potrebbero fare il colpaccio. La brasiliana è proprio una di questi. La vedete alla ricerca della concentrazione, Amazzone, 33enne. Nella prima parte ha ben impressionato, decisa sull'ostacolo, molto composta, veloce, fluida. Metris Locarno che ha risposto sempre bene. Adesso vediamo se nel barrage riuscirà a confermare quanto di buono fatto vedere. Primi passaggi altrettanto aggressivi e precisi. Qui però c'è il difficile, bene prima, bene anche dopo, però qualche sbavatura è un po' meno decisa in questa fase. Però rispetto alla prima parte vedete come sprona Metris Locarno, cerca la velocità, forse troppa, e infatti arriva anche la penalità. Arriva la penalità. Finisce la sua prova 35-12-4 sul tabellino delle penalità. Luciana Diniz Knipling, seconda piazza provvisoria, anche per lei lo possiamo dire, peccato per quella penalità. Le piccole indecisioni e imprecisioni in più rispetto alla prima parte di questo Gran Premio le sono state fatali. Sul campo ostacoli Holger Hetzel, su Igor M11, 11 anni, quindi cavallo e cavaliere esperti. Vediamo i passaggi come saranno. Anche Holger Hetzel, un cavaliere esperto, tra i più attesi a questa prova di Francoforte. Anche lui gioca in casa. Per ora preciso, non ha forzato troppo in questi primi passaggi. Qui sfiora con il posteriore ma ce la fa passare indenne da un ostacolo difficile. Buono anche qui. È lento, ma abbiamo visto che la precisione potrebbe diventare l'arma fondamentale per vincere questo Gran Premio. E qui siamo alla fine. Netto, 0 penalità, 47-21. 47-21 per Holger Hetzel su Igor M, prima piazza provvisoria, e bisognerà vedere adesso se gli ultimi due rimasti riusciranno ad essere più veloci di lui. Abbiamo visto, questo è un barrage nel quale se si forza troppo il ritmo si rischia di commettere degli errori che poi, tradotti in penalità, portano ad un piazzamento non buono, mentre invece i due che hanno puntato sulla precisione per ora sono stati pagati rispettivamente primi e secondi provvisori, cioè Holger Hetzel, tedesco, e la svizzera Christina Liebherr. Ma ora attenzione, Marcus Henning, 2 primi posti nel 2003,
Un 2003 da incorniciare e vediamo oggi. Su Sandro Boi 10 anni. Avete sentito il calore del pubblico, si punta molto su Marcus Henning per le soddisfazioni che potrebbe avere il pubblico di casa. Primo ostacolo buono, abbastanza bene anche qui, si sbilancia un po' ma tutto sommato è ora che conta. E qui passa un ostacolo difficile con relativa disinvoltura. Attenzione, vedete in sovrimpressione il tempo migliore di Holger Hetzel, ma qui